Siamo qui all'inaugurazione della mostra di San Benedetto di Barbozza e quest'anno la novità che parte oggi, il servizio di bus navetta che abbiamo provato e che sarà a disposizione di tutte le persone che vorranno visitare tutte le mostre della Primavera e Prosecco che sono aperte in questi giorni. È un servizio molto utile che insomma, come amministrazioni comunali ci impegniamo anche a sviluppare ulteriormente. Anche il Comune Valdobbiadene avvierà un servizio di trasporto turistico locale a chiamata a partire dalla metà di giugno. Insomma, è bello che le Proloco, il mondo del volontariato, attraverso le mostre avvii certi servizi che poi possono essere replicati e possono diventare non solo servizi ai turisti ma anche servizi ai residenti e ai cittadini. Questo significa far crescere un territorio con lavoro coordinato di amministrazioni, enti, mondo del volontariato, UNPLI, Proloco, quindi buon lavoro a tutti, in particolar modo alla Proloco di San Benedetto di Barbozza che oggi inizia questa mostra molto importante per il nostro territorio. Siamo arrivati qui col nuovo bus navetta della Primavera del Prosecco del Collinano Valdobbiadene, nuovo servizio quest'anno messo in piedi dalla manifestazione appunto per far conoscere tutte quante le mostre aperte in questo periodo, poterle visitare tutte quante. Siamo arrivati a Miane che aprirà fra poco, vi aspettiamo qui in questa mostra ovviamente fino al 1° maggio, veniteci a trovare che qui tipicità culinarie e ovviamente Prosecco vi aspettano. È una novità quella dei minibus che abbiamo voluto provare quest'anno, proprio nel momento del clou, quando ci sono aperte 9 mostre del vino, cioè dal 25 aprile al 4 maggio, nei giorni di festa, il 25 aprile, il 27 aprile, il 1° maggio e il 4 maggio, ci saranno 2 percorsi che dei minibus porteranno tutte le persone gratuitamente a conoscere le mostre e a conoscere il territorio.